Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore, la grazia e la pace di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E una buona domenica a tutti voi. Benvenuti in questo momento di preghiera, di festa, dentro un clima naturale. Anche questo ambiente può essere una chiesa, una cattedrale dentro la natura. E celebriamo l'Eucaristia della domenica, e dentro a questa Eucaristia della domenica faremo anche quelle preghiere che si chiamano rogazioni. Benediremo quelle croci che si benedicevano tanto spesso una volta, a chiedere al Signore la protezione dei nostri raccolti, della campagna, i benefici della campagna. Ricordando anche una santa che viene proprio a identificare questo momento di preghiera per difendere la terra dalle incursioni del maltempo, Santa Eurosia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Sì. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E prima del canto finale, il saluto del nostro sindaco che è venuto a pregare con noi, giusto? Buon pomeriggio a tutti, per me è un piacere essere qui presente oggi in questo bellissimo borgo. Questa contrà, come la chiamo io, piena di ricordi. I miei genitori si sono sposati proprio in questa comunità e venendo qui in macchina con un mio amico mi raccontava appunto che la sua mamma è nata proprio qua, in questa contrà. Quindi per me è un piacere veramente poter essere qui oggi in mezzo a voi e lo faremo sempre con la massima disponibilità e semplicità con la quale siamo qua. Quindi un ringraziamento a voi per l'ospitalità. Ci sono gli avvisi. Allora, grazie a tutti di essere venuti qui a Pradibotte, sempre così numerosi, vuol dire che è sentito molto l'identità, le nostre radici, la nostra storia, in questo caso anche religiosa, abbinata appunto alla chiesa qui vostra di San Biagio di Pradibotte. Ecco, Sant'Eurosia è una festa tradizionale, sentita soprattutto qui nelle nostre campagne. Sono contento e ringrazio il sindaco che è venuto oggi con la sua presenza proprio a rafforzare, nel senso che amministrativamente siamo un unico comune da ora, diciamo, però comunque le nostre 6 comunità, le nostre 6 identità rimangono e questa è una chiara testimonianza. Ringrazio perché vedo una presenza di Tagli, di Santa Margherita, vedo San Vitale, San Fidenzio, Pradibotte, Saletto e anche Dossi, quindi anche questo è un segno proprio che siamo tutti all'interno amministrativamente, ma ogni comunità desidera partecipare, anzi ci sosteniamo e diventa una sinergia perché tutti insieme stiamo costruendo e procedendo nella giusta direzione. Per quanto riguarda i ringraziamenti, volevo ringraziare il nostro socio Franco Lionzo che ha fatto le croci, la Lorena Crema che le ha decorate, il comitato Palio che ha allestito il rinfresco e anche questo bel diciamo, no? Sembra, mi diceva qualcuno, un matrimonio all'americana, manca il pastore con gli sposi, ecco, quindi è bello, però credo che Pradibotte meriti anche questo, no? Ecco, quindi una cosa secondo me molto importante. Grazie anche a tutti i figuranti, abbiamo qua il vescovo che poi San Fidenzio, abbiamo il priore, tutti i canonici. Ecco, un grazie alla corale Santissimi Lorenzo Silvestro di Saletto che ha desiderato partecipare per animare questa messa, un grazie grande a tutti voi, spero di non essermi dimenticato nessuno, grazie ai nostri nobili, abbiamo anche i conti Trento Testa, proprietari, ecco, della villa e di tutti i terreni attorno. Ecco, un grazie voglio farlo anche alla signora Luciana e Federico Zanuso che sono i proprietari poi del luogo dove siamo, che con tanta generosità l'hanno messo a nostra disposizione per fare questa festa, quindi un grazie. Vorrei fare un applauso appunto a tutte queste persone e anche noi che siamo così numerosi presenti. Grazie a tutti. Una famiglia e una parola. Vediamo come che siamo messi. Lì a bastare. Ce n'è ancora. Fare un biglietto di farlo. Mia, vi voglio dolce. Buongiorno. Io gli offro il sindaco.